un'opera che continua a tenerci con i piedi all'asciutto, che ha recuperato parte di campagna, che ha preservato il paesaggio agrario, almeno in questa parte del Veneto, e che ancora ha un grande futuro davanti a sé, soprattutto rispetto alle sfide dell'innalzamento dei mari che dobbiamo assolutamente evitare. Il sindaco di San Donà di Piave riassume con queste parole la preziosa attività dei consorzi di bonifica che proprio nei giorni scorsi hanno riportato in piazza il tema della risorsa idrica e dei suoi utilizzi con la 4ª edizione del Festival Terre Evolute. Nello specifico quest'anno trattiamo temi di attualità e che sono all'ordine del giorno un pochettino dei consorzi di bonifica e riguardano le normative sia del deflusso ecologico, che è una direttiva europea del 2000, sia del tema del riuso delle acque reflue. C'è ancora poca consapevolezza. I cambiamenti climatici stanno facendo vedere le nostre criticità dal punto di vista della manutenzione ordinaria e della manutenzione straordinaria. Oggi bisogna riprendersi in mano il modello di sviluppo, ripensarlo con la consapevolezza che lo dobbiamo ripensare, valorizzando un modello di sviluppo che vede l'ambiente, il territorio, l'agroalimentare e l'arte e la cultura al centro, perché noi siamo un paese che dobbiamo vivere di quello che abbiamo e quello ce l'abbiamo naturalmente. Tour nei luoghi della bonifica, spettacoli, mostre, idrovore a porte aperte, molto seguiti anche i convegni di carattere prettamente tecnico con relatori di caratura nazionale. Obiettivo dell'iniziativa: diffondere il verbo della sostenibilità secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Quello che è stato detto oggi è importante. Veniamo da una storia, quella dell'Ambi, che tra poco compirà 100 anni, e dobbiamo guardare a qui a 100 anni. L'intreccio tra competenze, tra chi è sul territorio in senso proprio da molto tempo e quindi ha delle competenze da mettere a disposizione, chi è custode come Ambi di questi territori, di queste terre evolute. Un successo che è il risultato della collaborazione tra Ambi Nazionale e Ambi Veneto e poi Università di Padova, il mondo accademico in generale, Regione del Veneto, amministrazioni locali e le organizzazioni del mondo agricolo. C'era questo bisogno, questa esigenza di ricominciare a parlare di ambiente, di territorio, di cultura e di impegno culturale in particolare. L'Università di Padova in questo caso vuole essere in primo piano, vuole essere attiva nella sua 3ª missione, cioè essere presenti nel territorio, dialogare con tutte le varie organizzazioni e gli enti che sono attivi nel territorio. L'università è istituzionalmente quello che può contribuire di più con la sua conoscenza e la ricerca a quello che sarà il futuro di questo pianeta e in particolare della risorsa acqua.